Venerdì ci prepariamo ad un weekend di fuoco. Intanto vi devo dare una notizia strepitosa. Grazie alla nuova delibera comunale abbiamo avuto la possibilità di mettere i tavoli all'aperto sulla piazzetta laterale. Questo per noi è una grande svolta, ma anche per voi, perché mangiare una buona pizza in una pazzettina privata dove state belli comodi, sempre in viale Giulio Cesare, è una grande novità. Pizzaiolo mio, buon pomeriggio a tutti. Stiamo preparando per questo weekend una pizza particolare, però non vi vogliamo svelare gli ingredienti. Ci sono due pizze gourmet fantastiche e poi lui è un maestro di pizza fritta e abbiamo anche delle grosse novità che non vi possiamo anticipare, ma sicuramente Angelica partirà per tutta l'Italia e vi porterà dei prodotti chic, non diciamo niente, ma è una bellissima cosa. Intanto vi faccio vedere l'impasto di Antonio Crolla. Vieni Antonio, fai vedere un attimino. Questo è il nostro impasto, Guarda. da 12 ore a massa. L'abbiamo tagliato stamattina. Bello. Guarda la morbidezza, Allora, senti, io oggi mi voglio mangiare una bella pizza ai fiori di zucca. Sì? Che ne dici? Va bene. E ho un ammiratore che sta da quella parte che mi ha chiesto una pizza Napolè, Va che è bene. la nostra pizza con il bordo di ricotta. Voglio, non vi perdite la pizza in Napolè. Non lo dico io, ce lo dicono gli altri. Siamo tra i migliori a Roma, tra le migliori 10 pizzerie. Vai Antonio, fatti questa bella pizza, vai. Allora, la Napolè mi è venuta in mente al ritorno da Toronto, ero in aereo e Aurelio Fierro mi disse, ma come tu vuoi inventare una pizza? Dicetti sì, sai che ti dico, abitualmente il cornicione si butta sempre, ma se lo facciamo ripieno con ricotta, pepe, e infatti eccola qua, questo ripieno viene messo nel sacco a poche e poi viene chiusa, quindi il cornicione ripieno. Ma Napolè ha inventato questa cosa 30 anni fa, non adesso, non adesso. E poi ho aperto questo ristorante e la prima pizza che abbiamo fatto col grande Mario Abate, che è stato il nostro primo pizzaiolo napoletano insieme a suo fratello, abbiamo fatto la pizza Napolè, che è diventata la nostra pizza per la maggiore. Guarda qua, guarda, pomodorino fresco, basilico, fior di latte, vedi che specialità, ecco qua, e olio, la fiore di zucca, mettiamo il fiore di zucca bello aperto. Questa è una pizza che fa impazzire i romani, perché la nostra pizza, avendo questo impasto così leggero, così piacevole, mette d'accordo tutto, sia i romani che i napoletani. Quindi, che vi devo dire? La dovete solo venire a provare e poi venite a mangiare la pizza fritta nostra. La facciamo anche per i vegetariani, la pizza fritta con un soffritto di tutte verdure, per chi non vuole, insomma, la classica con ricotta, cicoli e così via. Bella sta pizza, è proprio un fiore, guarda, è proprio un fiore. Adesso ve le facciamo vedere in cottura e vi aspetto, col tavolino fuori. Dai, facciamo delle belle serate sicuramente. Facciamo vedere come vanno in forno. Eccoci. Insomma, per fare questo tipo di attività ci vuole passione, ma tanta passione. Antonio, come tutti i pizzaioli, ha iniziato da piccolissimo e ha la passione, perché un ragazzo della sua età
che viene in pizzeria e si studia gli impasti e fa le prove e fa questo e fa quell'altro e si studia gli ingredienti, ma poi la pulizia, di una pulizia, Antonio, che veramente è impressionante, per me è proprio bello, bello, bello. Eccoci qua. Eccoci qua. Vediamo come esce. Questa è la fiore di zucca, Ma questo non so pizzo, sono babà. Questo non so pizzo, sono babà, come si dice in gergo. Guardate che bellezza. Se viene qui per far vedere come si fissa in mano, mettimi. Mamma mia, fiori di zucca e alici di cetara. Anto, piglia quell'altra, dai, dammi la napolè, che mi ha mangiato con un signore che non vi posso dire chi è, ma è un uomo dello spettacolo molto importante. E questa è la napolè. Ci riprendi a tutte e due? Antonio, sei la mia felicità perché ti piacciono le cose buone, saporite e sii brava, sei un bravo guaglione. Basta, arrivederci, vi aspettiamo per il weekend, Vi aspettiamo.